E buongiorno maiali, buongiorno a tutti. Allora ragazzi, ieri abbiamo fatto la puntata del capretto, oggi facciamo di nuovo un'altra puntata sempre dedicata al capretto. Lo faremo, no capretto, agnello, scusatemi. Lo faremo rosolato con il vino, diciamo che il procedimento è un po' diverso. E abbiamo anche dolce perché ieri non lo potevamo comprare perché costava 35 euro comprare una colomba Bauli qui a Parigi. 35 euro. 48 euro era la colomba artigianale, la colomba artigianale di Ghilla Muerta. E comunque alla fine ho pensato a questo dolce. Allora ragazzi, questa volta senza marinatura abbiamo messo prezzemolo, timo limonato, timo normale, olio, sale, pepe e giusto delle foglioline di origano. Eh, anche potete mettere gli odori, quindi le essenze, voi le potete mettere anche semplicemente nella teglia, nella piropita, come cazzo volete dire, perché loro danno lo stesso il profumo, non è essenziale metterlo sulla carne. Voi comunque massaggiate sulla carne le varie spezie. Voilà, adesso noi lo mettiamo in forno un quarto d'ora nella parte bassa, facendolo ogni tanto girare a una temperatura di 200 gradi. Nel frattempo lui tenderà già ad avere una bella botta di cottura, quindi nel frattempo noi andremo a preparare poi le patate che andranno poi dopo direttamente e cuciniamo tutto direttamente. In questo caso qua, noi ieri non l'abbiamo fatto perché era un altro procedimento, in questo caso qui noi andremo a mettere un po' di vino, potete mettere rosso, bianco, rosato, champagne, quello che volete voi, giusto una quantità. Una volta che è passato questi 10 minuti che la carne ha incominciato a rosolare, mettete un po' di vino e fate sfumare il vino in modo che poi possiamo metterci tutte le patate. Per le patate il sistema è sempre lo stesso, le andremo a condire, le andremo praticamente a speziare con tutte queste spezie che voi vedete qui, tagliate belle grosse a tubetti grandi, così avranno un tempo più lungo di cottura, in modo che ci troviamo bene con la cottura dell'agnello. Una volta che si è fatto e si è rosolato l'agnello e quindi sfumato il vino, andremo ad aggiungere le patate e da quel momento un'ora e un'ora e mezza di cottura a 200 gradi. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo tagliato le nostre patate, adesso come vedete l'agnello ha assunto un altro colore, giusto? Vedete il colore già di cottura. Adesso leggermente con un cucchiaio di vino, voilà, con un cucchiaio di vino praticamente la carne, quindi fate fare altri 7 minuti di cottura così e facciamo fare questi altri 7 minuti di cottura così, dopodiché andremo ad aggiungere il vino. Facciamo sfumare il vino e andremo ad aggiungere così le nostre patate. Le patate per il momento le ho solo tagliate, adesso andremo ad inserire praticamente un po' di sale, del pepe, tutti i nostri aromi, compreso anche un po' di basilico, quindi andremo a inserire anche il nostro rosmarino che voglio semplicemente tagliare un poco e tutti i nostri aromi. Voilà, allora ragazzi, quindi abbiamo aggiunto cipolla rossa. Io amo la cipolla rossa perché semplicemente potete mettere anche la cipolla bianca, però la cipolla rossa è molto più profumata ed è meno aggressiva rispetto alla cipolla normale, si scioglie molto bene
ed è dolce, mentre l'altra cipolla rimane veramente il gusto della cipolla. Invece questa cipolla rossa dà la possibilità anche di esaltare gli altri gusti presenti nel piatto. Adesso abbiamo messo l'olio, quindi abbiamo messo pepe, tutte le spezie che volete voi, potete mettere anche l'alloro, quello che volete, prezzemolo, rosmarino, timo limonato, timo normale, abbiamo messo anche del prezzemolo secco, del basilico e quindi cipolla rossa tagliata tutta grossolanamente. Adesso abbiamo aggiunto anche l'olio, una bella quantità di olio, giriamo il tutto in modo che tutte le patate prendono tutti questi sapori e dopo li mettiamo praticamente insieme all'agnello. Voilà, abbiamo quindi mischiato il tutto. Adesso che abbiamo finito di fare questa operazione ugualmente molto importante, possiamo, vedete, ha cambiato completamente colore. Adesso possiamo rigirare il nostro agnello, lo rigiriamo dall'altro lato. Dalla fatta. Adesso quello che faremo, andremo a mettere il vino. Io il vino bianco ce l'ho, ma è una bottiglia che devo aprire, siccome in casa non si beve, io non bevo vino, una cosa un po' rara. Andiamo a mettere un po' di vino rosa, che poi rosé, che poi è anche di buona qualità. Quindi andiamo prima a metterlo sulla carne, giusto un poco, in questo caso qua era la quantità giusta, quindi un bicchierino. Adesso mettete in forno e fate praticamente sfumare tutto il vino. Una volta sfumato tutto il vino andate a mettere le patate e fate un'ora e 20 di cottura. Allora ragazzi, il vino si sta quasi sfumando del tutto, anche se rimane un poco non è un problema, perché durante la cottura va tutto a sparire. Il formaggio, il pecorino romano è il formaggio per eccellenza che si addice al capretto, agnello, pecorino romano, anche dei pezzi di parmigiano. Normalmente io consiglierei sempre pezzi, ma in polvere, però purtroppo a Parigi è veramente molto raro trovarlo e l'ho trovato in polvere, quindi andremo a metterlo in polvere e andremo a mettere, se rimane, perché nell'arco di già 10 minuti mi sono mangiato 3/4 di pezzo. Comunque se rimane aggiungiamo anche il nostro parmigiano reggiano. Allora buonasera bella ambriaca mia, che nessuno ti fotte fuori. Buonasera bella ambriaca, che nessuno stai a pisano fiororo. Allora, adesso lo andremo anche ad aggiungere, ma andiamo ad aggiungere adesso. Quindi un attimo solo, è un'operazione che devo fare a 2 mani. Andremo a mettere tutte le patate qua dentro. Voilà. Allora ragazzi, quindi abbiamo aggiunto, vedete, un po' di pezzi di parmigiano, quei 4-5 che erano rimasti, perché erano rimasti ne erano rimasti 10, nel frattempo che arrivavano nella teglia praticamente ne sono rimasti 5. Quindi abbiamo messo anche il romano in polvere e adesso cercate di non coprire la carne, ogni tanto girate, ogni tanto adesso aggiungete giusto una tazzina di caffè di acqua in modo che la carne rimanga sempre umida, quindi si cuoce all'esterno però comunque rimane umida. La cottura deve essere fatta sul fondo
Se avete un forno ventilato che vi dà tutte e due le possibilità, sia sopra e sotto, mettete questa possibilità, cioè sia sopra e sotto, e la pirofila, la teglia, come cazzo si chiama, deve stare praticamente sul fondo. Adesso la cottura come minimo deve essere un'ora, un'ora e 20. Controllate la cottura. L'agnello con la forchetta affonda senza nessun tipo di problema, l'agnello è cotto. Oppure se non affonda, vedete che è molto rigida, significa che dovete continuare la cottura. In quel caso lì, quello che vi consiglierei è di alzare come minimo di 10 gradi per 10 gradi di cottura. Voilà, quindi continuiamo la nostra cottura. Vedete uno stuzzicadente perché si sta rompendo e quindi bisogna anche sostituirlo. Voilà. Allora ragazzi, adesso dobbiamo pulire tutto e facciamo anche i maccheroni al forno. Purtroppo mi dispiace che gli odori non si possono registrare, ma ci arriveremo, non vi preoccupate. Allora, ci vuole ancora, però pensiamo un po' anche a girarlo in modo che si cuoce bene da tutte le parti. Se vedete che acqua non ce n'è, mettetela, aggiungetela, in questo caso c'è, quindi bisogna aggiungerla. Voilà. Girate anche le patate, altrimenti quelle là sopra si bruciano. Magari un po' più girate anche le patate e continuate la cottura. Se vedete che l'acqua non c'è, aggiungete un bicchierino di acqua di caffè. In questo caso c'è. Allora ragazzi, piatti terminati, capretto, agnello, tutto bello, patate, guardate com'è bello, pasta a forno e iniziamo quindi a mangiare. Buona Pasqua a tutti, ciao ciao da Paolo Orlando, ricette da sballo per il canale Telegarage Mare Viaggio. Ciao maiale.